5 notizie dalla Liguria, da Ponente a Levante. Si corre nel Tigullio. Domenica 18 gennaio atleti appassionati si cimenteranno nei 21 km della mezza maratona delle Due Perle e nei 42 km della maratona di Portofino da Rapallo a Santa Margherita. Per chi invece ama correre in famiglia o cerca sfide meno impegnative, sabato 17 gennaio torna la Corrisanta Family Run a Santa Margherita e la 13ª Portofino Run con i suoi 10 km tra panorami mozzafiato. Ultimo weekend con il Winter Park Genova, lo storico Luna Park affacciato sul mare. Appuntamento con attrazioni e divertimento fino a domenica 18 gennaio a Ponte Parodi. Al Santuario Nostra Signora della Guardia a Genova, fino a domenica 18 gennaio potrete visitare la mostra permanente dei presepi, con oltre 200 provenienti da diversi paesi del mondo. Domenica 18 gennaio appuntamento con il trekking Genova in Paradiso, funicolare del Righi, Forte Puin e cremagliera di Granarolo. La camminata organizzata da Escursionismo Liguria partirà alle 10:30 da Piazza Principe. Queste erano le 5 principali notizie di oggi. Seguiteci sui canali ufficiali della Regione Liguria.